Erano gli anni, quelli di Alessio Di Giovanni, dove l'obbligo scolastico era stato esteso da 2 anni, legge Casati 1859, a 5 anni, legge Coppino 1877. Il nuovo Regno d'Italia cominciava così un programma di italianizzazione per combattere l'analfabetismo diffuso in tutto lo stivale, dove di circa 22 milioni di persone il 14% non sapeva leggere né scrivere e dove il dialetto locale era l'unico strumento di comunicazione. Una certa arretratezza economica, soprattutto nelle regioni meridionali e in Sicilia, completava un quadro generale a dir poco tragico. Ma questo processo di cambiamento declassò in modo esponenziale la lingua siciliana, che gradatamente perse vigore a favore dell'italiano insegnato nelle scuole. La prima guerra mondiale mise a dura prova i soldati siciliani che in trincea non solo combatterono per la patria, ma ebbero i primi contatti con l'italiano, che utilizzarono per scrivere lettere ai propri familiari. Coloro i quali invece avevano un minimo grado di istruzione consolidarono al fronte l'utilizzo della lingua nazionale. Determinante è stato poi il flusso migratorio che in quegli anni raggiunse percentuali altissime. Migliaia di siciliani partirono per il nuovo continente, per lo più uomini in cerca di un lavoro. La realtà più avanzata con la quale dovettero convivere cambiò pian piano il loro pensiero nei riguardi dell'istruzione, che diventò priorità assoluta e strumento di emancipazione. Le rimesse di denaro che arrivarono in Sicilia diedero nuovi impulsi a questo processo di alfabetizzazione e le mogli dei tanti emigrati destinarono parte delle rimesse all'istruzione dei propri figli. Successivamente l'avvento della radio prima e della televisione poi diede maggiore vigore alla lingua nazionale, che cominciò l'inarrestabile escalation. A tal proposito è d'obbligo ricordare il maestro d'Italia, il pedagogista nonché scrittore Alberto Manzi, scelto per la conduzione del programma televisivo Non è mai troppo tardi, dove riproduceva delle vere e proprie lezioni di scuola primaria per tutti. Una sorta di dialettofobia si sviluppò a cavallo tra gli anni 50 e 60. In quel periodo un certo Pietro Tamburello, assieme ad altri esponenti di spicco della cultura siciliana come Salvatore Di Marco, Enzo D'Agata, Aldo Grienti, Paolo Messina, Antonino Cremona, Carmelo Molino e Nino Orsini, mise su l'associazione culturale Alessio Di Giovanni, con l'intento di salvaguardare e rivalorizzare la lingua siciliana attraverso nuove forme e nuove espressioni. Dal versante catanese, invece, si sviluppava il trinagrismo sotto l'impulso di Salvatore Camilleri. Le sorti del siculo idioma gravavano sulle loro spalle e l'azione di rinnovamento che portarono avanti fu considerata la nuova scuola poetica siciliana. Ma il processo di italianizzazione non allentò la morsa e divenne sempre più rapido e consistente, e la lingua siciliana inevitabilmente venne presa sempre meno in considerazione. Nel 1970 Ignazio Buttitta, poeta bagherese, così si esprimeva a tal proposito: «Un popolo diventa povero e servu quando ci arrobbano a lingua addutata di pace, e persu per sempre». Infatti egli, per scelta incondizionata, utilizzò la lingua siciliana in tutte le sue opere, che furono tradotte da illustri personaggi ed esportate nel mondo, insieme al profondo messaggio sociale di cui erano pregne. Il Buttitta rimane ancora oggi il poeta siciliano più conosciuto al mondo, la voce siciliana più autentica del XX secolo. Salvatore Loleggio
Così si espresse a proposito della lirica lingua e dialetto in una nota sul poeta baghierese. Il poeta s'accorge che il processo d'omologazione culturale e linguistica che uccide il dialetto, soprattutto nel suo lessico, è una forma di asservimento, di distruzione dell'identità. Si parlò di appropriamento indebito del siciliano da parte dei toscani dopo la caduta di Federico II, poi di adozione del sicuro idioma da dove nacque appunto la lingua italiana. Qualcuno esternò l'ipotesi che proprio alla corte di Federico II si sperimentò un primo modello di lingua italiana che tanto fu ghiotto ai toscani. Ma quale siciliano si utilizzò alla corte dello Stupor Mundi? Manzoni si espresse a tal proposito anche a molti secoli di distanza. Lingua di scola e non di popolo, affermò, lasciando presupporre di quanto il modello di lingua della scuola poetica siciliana fosse dotto, stilizzato, letterario. Lo stesso Manzoni nel 1868 stilò una relazione che conteneva provvedimenti utili per la diffusione dell'italiano.